Il 100% dei vaccini a disposizione per la prima settimana in Veneto sono già stati somministrati, un dato positivo che fa guardare alle prossime settimane con un timido segnale di fiducia anche nell'andamento dei contagi. Il virus rispetto a marzo, dice Zaia nella consueta conferenza stampa in diretta TV e in diretta social, è cambiato. Ci sono 8 varianti che sono diverse da allora. Io penso che se adesso stringiamo i denti le prossime 2 o 3 settimane dovremmo vedere qualche, io spero, risultato incoraggiante di tutto questo lavoro. Guardate, ne ho parlato anche col governo, cioè ovvio che sul fronte dei ristori bisogna affrontarlo il tema dei ristori. Venerdì è giorno di valutazione, una competenza che Zaia sottolinea è esclusiva dell'Istituto Superiore di Sanità. L'RT Veneto gira intorno all'1 e tra i nuovi parametri è stato introdotto il computo di incidenza dei positivi ogni 100.000 abitanti. Dichiarare cioè, un'idea vorrebbe dire prima non rispettare il lavoro dell'Istituto Superiore di Sanità, porre condizionamenti. Pensate, se dicessi giallo piuttosto che arancione o rosso, no? Non sarebbe corretto da parte mia. E poi è pur vero che io non ho basi scientifiche per deciderlo. Vedo improbabile che ci sia una zona rossa, per i dati che abbiamo, perché, cioè, ma non perché siamo bravi, semplicemente perché i parametri, cioè per arrivare alla zona rossa l'R-Conti deve superare l'1,25 e noi non ce l'abbiamo oggettivamente così alto. E fermo restando che abbiamo pressione ospedaliera, ma che stiamo gestendo grazie agli uomini e donne della sanità che stanno facendo un lavoro strepitoso. Il presidente del Veneto non ha avuto dubbi invece nel commentare in modo deciso l'irruzione a Capitol Hill a Washington e ha persino strigliato lo stesso Trump. Dico che per noi gli Stati Uniti sono la culla della democrazia e penso che questo sia un attacco alla democrazia, perché quando tu non accetti un risultato elettorale non c'è altro da aggiungere. Cioè, puoi interpellare un tribunale, puoi fare un ricorso, puoi batterti fino in fondo per esporre le tue ragioni, ma questo non c'entra niente con quello che è accaduto. 4 morti e decine di feriti, e vedere scene che se fossero state scene italiane, penso che avremmo, non so cosa ci sarebbe qui adesso. Cioè, Stati Uniti, ci immaginate l'immagine internazionale del fatto che tutto è possibile, no? Passa questa idea, no? L'occupazione del palazzo in questa maniera. Le abbiamo viste, sapete dove è l'ultima volta queste scene? Adesso magari qualcuno si agiterà. In Libia, ve lo ricordate? E penso che comunque Trump debba fare dichiarazioni che vadano in direzione opposta, perché noi amministratori abbiamo tutti l'obbligo di indicare la via, ma possibilmente quella giusta, non quella per il burrone.